Sono le 15:15 quando in un bacino di San Marco, attraversato da un intenso traffico acqueo, avviene lo scontro tra un vaporetto ACTV e un taxi. Fortunatamente, a parte lo spavento, nessuno è rimasto ferito. Il pilota del taxi non ha avuto bisogno di cure sanitarie, né alcuna persona a bordo del vaporetto è rimasta coinvolta o ferita. Le conseguenze pesanti sono state soprattutto per il motoscafo. Con l'ausilio di una gru, i vigili del fuoco hanno provveduto a mantenere in galleggiamento l'imbarcazione danneggiata, che successivamente è stata issata fuori dall'acqua per scongiurarne l'affondamento. Ennesimo incidente nautico a San Zaccaria tra un vaporetto e un motoscafo. Fortunatamente nessun ferito. Questo però richiama nuovamente l'attenzione sulla sicurezza alla navigazione e sul traffico acqueo. Traffico acqueo su cui assolutamente bisogna mettere mano. Ci sono pontili troppo vicini. Nuovamente richiamiamo l'attenzione anche sulla sicurezza dei mezzi, sulla manutenzione e sulla preparazione del personale, che sono indispensabili per avere un trasporto pubblico di linea o non sicuro. Sul luogo dell'incidente sono intervenute anche la Capitaneria di Porto e le forze dell'ordine. Al di là del singolo caso, da tempo categorie e sindacati segnalano un intensificarsi del traffico acqueo a Venezia che necessiterebbe di una regolamentazione. L'arrivo dei barcavelox, ad esempio, ha risolto, dove applicato, i problemi di velocità e motondoso. Oggi più che mai risulta importante un vero proprio tavolo istituzionale dove ci siano presenti tutte le categorie che operano in laguna, ma di tutta la città metropolitana di Venezia, perché ricordo che la laguna è molto varia e molto vasta. Oppure anche, come abbiamo sempre detto noi da tempo, una vera e propria istituzione di un vero e proprio osservatorio della laguna, per insegnare sin dai più piccoli come si vive la laguna.